Veneto 1 con voi. Eventi in agenda. Veneto 1 con voi, ben trovati da Mattia Zanardo a questo nostro nuovo spazio di approfondimento, ben trovato a chi ci ascolta sui 97 e 500 di Radio Veneto 1 e a chi invece ci guarda sui nostri canali video. Parliamo oggi di una società sportiva, ma che non è solo una società sportiva, è anche molto di più. E lo capiremo, perché se il rugby è parte della storia, della tradizione, per usare un termine oggi assai in voga, dell'identità di Treviso, della comunità trevigiana, allora la Rugers Tarvisium è una pagina non secondaria di questa storia. E il club delle magliette rosse festeggia proprio quest'anno il suo 50° di fondazione. Ci sono diverse iniziative per ricordare, per dare il lustro che merita questo importante traguardo, e anche questo termine non è casuale, e poi lo scopriremo. Una di queste iniziative in particolare ve la sveleremo tra pochissimo, e lo faremo in compagnia di un ospite che salutiamo e ringraziamo per essere qui, per aver accettato il nostro invito, Guido Feletti, oggi consigliere della Tarvisium Rugby, ma è stato anche a lungo, per parecchi anni, anzi per 2 decenni, presidente della gloriosa Società Rugbistica Trevigiana. Benvenuto, grazie per essere con noi. Grazie a voi, grazie di ospitarci e di offrirci questo importante spazio. Va detto che appunto la Tarvisium con quest'anno compie il suo 50° compleanno, quindi sono 50 anni che facciamo rugby a Treviso, sempre costantemente presenti, sempre con il nostro spirito, la nostra tradizione che ci contraddistingue. Tanto vero che siamo stati fondati nel 1969. Esatto, ecco Feletti, prima appunto di entrare, nell'attualità e in questo evento molto particolare a cui accennavo e che poi ci spiegherà, almeno per quel che si può svelare senza anticipare troppo e senza rovinare poi la sorpresa a chi parteciperà, però facciamo un piccolo passo indietro. Dicevamo 50 anni, era il 2 agosto del 1969 quando è nata la Tarvisium. Esattamente, dici bene Mattia. In quel giorno si sono trovati 4 amici al bar. In realtà più che 4 amici era un maggiorenne che si chiama Natalino Cadamuro, che è l'ideatore, il fondatore, la vera anima di questa Tarvisium iniziale, che insieme a un manipolo di ragazzi minorenni, 14enni o 16enni, ha fondato questa società sportiva. C'era già stato un inizio, ancora con qualche anno prima, però per problemi di lavoro di Natalino, che si era dovuto trasferire fuori città, si è un po' interrotta, e nel 1969 la Tarvisium è definitivamente partita e sorta. Quindi da lì è partita appunto questa storia cinquantennale, che vi ha visto, poi vi vede tuttora protagonisti. Alcuni di quei fondatori sono in realtà ancora attivi, ancora presenti, vero? In società senz'altro sì, perché uno dei fondatori è Luigino Ino Pizzolato, che compie il suo 50° compleanno insieme alla Tarvisium. È anche per noi un onore comunque essere vicini a Ino, essere cresciuti anche con lui, con i suoi insegnamenti e per come ci ha educato a questo sport, che poi ti prepara anche a vivere, quindi a saperti misurare con quelli che sono gli accadimenti di tutti i giorni. Certo, in questi anni poi tra l'altro una grande scuola di rugby, tanti giocatori che hanno indossato la maglietta rossa poi sono arrivate ad esempio ad un'altra maglia importante come quella azzurra, i Francescato, una delle dinastie del rugby trevigiano, veneto e italiano, Claudio Robazza, solo per citare alcuni nomi.
Angelo Esposito è forse Ecco, uno degli sì. ultimi appunto arrivato a questo traguardo nazionale. Ma... Senz'altro sì. Diciamo che la storia della Tarvision si può spacchettare o comunque rompere in 3 fasi abbastanza definite. La prima è nel primo quindicennio la Tarvision ha svolto esclusivamente attività a livello juniores. Nel momento in cui un giocatore compiva i 19 anni, automaticamente passava a giocare con la squadra di riferimento a Treviso, la squadra Seniores, che allora si chiamava Metal Crown, poi adesso è targata Benetton. Quindi, e tra l'altro, ti chiedo scusa, interrompo, prego. Anche a livello giovanile sono arrivati dei bei successi, scudetti, insomma, quindi... La Tarvisio, a livello giovanile, per come è nata, per come è sorta, è stato un fenomeno, diciamo, perché nel giro di pochissimi anni si è imposta all'attenzione nel panorama nazionale, vincendo tra il 1973 e il 1985 ben 5 scudetti juniores e ha formato un sacco di giocatori, tra i quali quelli che hai citato prima, che hanno indossato la maglia anche della nazionale. Con Lino Pizzolato che citavamo alla guida, al timone, insomma, di queste squadre. Esattamente, ecco. Poi da questo nucleo di giocatori, in modo particolare di quelli che si sono formati negli anni '80, è nata la squadra Seniores della Tarvisio, che un po' si è distaccata dalla vicinanza con Benetton Treviso, ha preso una strada di autonomia e, diciamo, piano piano, ma invece forte forte, ha risalito tutte le serie e nel 1990 è stata promossa in Serie A, quindi a giocare nel massimo campionato in Italia. Quindi è un'escalation che ha pochissimi precedenti nel panorama dello sport italiano. Certamente, ricordando appunto che tutto, come dicevamo, partito da questo bar e da questi ragazzi davvero nemmeno maggiorenni, appunto, che si sono ritrovati, davvero una storia proprio che riassume anche lo spirito del rugby. Fatto però questo doveroso excursus storico, veniamo all'attualità. Ma insomma, in qualche modo rimaniamo legati è inevitabile, insomma, a questo mezzo secolo di storia, perché di questo evento che avete significativamente voluto intitolare Traguardi, che si svolgerà il 17 ottobre, giovedì 17 ottobre, in un luogo molto prestigioso. Adesso Guido Feletti ce lo spiegherà, però dicevo appunto è legato proprio a questo mezzo secolo di storia, perché volete partire proprio dalla domanda: come fa una società sportiva a durare, a vivere e anzi a prosperare per mezzo secolo, no? Infatti, insomma, allora non è la prima volta che la Tarvisium si muove anche all'esterno dei campi di rugby. Abbiamo avuto in passato già delle altre iniziative che sono risultate interessanti e spostandoci appunto dai campi di rugby e frequentando magari l'auditorium di Piazza delle Istituzioni piuttosto che Piazza San Parisio, con una bella manifestazione dedicata al mondo dello sport. E quest'anno, con il 50°, spinti, aiutati, sostenuti da Banca Generali, che è uno dei nostri sponsor, che ci sostiene in modo particolare nelle attività e nelle proposte che noi rivolgiamo al mondo dei giovani e dei giovanissimi attraverso una serie di iniziative. Banca Generali ci è sempre vicina. Insieme con loro abbiamo pensato di dar vita a questo evento, nel metterci, nel celebrare con la Tarvisio insieme alla nostra città, perché la Tarvisio è una squadra nata sì nel quartiere di San Giuseppe, ma appartiene e si identifica in tutto con la città di Treviso. Quindi grazie a alla spinta che ci dà Banca Generali e grazie anche alla collaborazione che ci è stata data dal Comune di Treviso, sensibile anche l'amministrazione a questo tipo di iniziativa, abbiamo dato corpo e stiamo dando corpo a questo appuntamento che abbiamo voluto chiamarlo Traguardi, perché la vita della Tarvisio in questi 50 anni si è perpetuata proprio giorno per giorno su dei singoli traguardi che noi volta per volta la società si è data in modo consapevole ma anche in modo meno consapevole,
perché il fatto di insegnare una disciplina, di dare ai ragazzi che frequentano la nostra società una educazione, insegnare il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, è una cosa che si perpetua costantemente senza quasi che noi ce ne accorgiamo. Però vero è che per stare diciamo, per essere sempre in linea, queste cose si rinnovano anno per anno, stagione per stagione, con tutti quanti i componenti del Tarvisio Rugby. Traguardo dopo traguardo. Giorno dopo giorno, traguardo dopo traguardo, siamo arrivati fino a qua. Guido Feletti diceva prima che appunto la Tarvisium ha una tradizione di uscire dal campi da rugby e conquistare, per usare un termine rugbyistico, insomma, prendere il possesso anche giustamente di altri luoghi della città. Lo è anche in questo caso con l'auditorium di Santa Caterina, ma lo è anche nei temi e nei relatori di questo appuntamento, perché in fondo, Felice, sarebbe stato troppo facile, come dire, organizzare un convegno storico sul rugby, sui 50 anni della Tarvisium, magari portare appunto qualche vecchia gloria. Invece anche in questo caso, come accennava prima, avete voluto, come dire, naturalmente rimanere nell'ambito, però non fermarvi al rugby puro e semplice. Diciamo che in questo tipo di manifestazioni a noi piace un po' uscire da schemi e da stereotipi e pensare di muoversi al di fuori di un campo da rugby è una delle cose che più ci piace. Insomma, ecco. Sarebbe troppo facile fare una festa nel nostro impianto, nella nostra clubhouse, però rimane un qualcosa di circoscritto, di non aperto, di non pienamente visibile. In questo modo, manifestando questa celebrazione in quel splendido luogo che è l'auditorio di Santa Caterina, a me francamente mi viene anche la pelle d'oca a pensarci e soprattutto speriamo di riuscire a fare una buona impressione e un'ottima figura. Stiamo lavorando, ci stiamo impegnando, abbiamo un panel di persone che interverranno che non sono, tra virgolette, diciamo, le solite o chi ci si può aspettare. Cerchiamo di fare qualcosa di diverso. Ci saranno manager, docenti universitari, ci saranno anche rappresentanti dell'amministrazione, naturalmente. Insomma, certo, sì. Allora, va detto subito che sarà presente uno dei nostri amici che si chiama Ricky Bizzarro. Sarà insieme con noi. Cantautore, insomma, ben noto qui a Treviso e non solo. Ha svolto un lavoro, a mio avviso, bellissimo nel mettere in musica le vecchie canzoni della Tarvisio. Ha tratto un lavoro, a mio modo di vedere, ottimo, fantastico, al di là dell'appartenenza o meno di un gruppo, ma credo sia qualcosa di piacevole. L'abbiamo presentato anche qui sulle frequenze di Radio Veneto 1 qualche anno fa. Un paio d'anni fa, quando era uscito questo CD, naturalmente. Quindi lui è il primo. Ecco. Diciamo che poi ci sarà anche l'ingegner Paolo Marta, altro amico della Tarvisio. È stato giocatore della Tarvisio, oltre che del Benetton, e questo è anche la cosa interessante o comunque che piace, il fatto che comunque la Tarvisium da molti magari è vista come una cattedrale un po' gotica, un po' poco penetrabile. In realtà non è così. Nella realtà è che nel momento in cui una persona ci mette piede si accorge del clima, l'apprezza, a molti piace, a qualcuno poi diventa una scelta personale. Quindi Paolo Marta è uno di quelle persone che ha messo piede in Tarvisium dopo la sua formazione con il Benetton Rugby, ma con la Tarvisium c'è rimasto, insomma, quindi, e rimane tutt'oggi perché è sempre disponibile ad affiancarci nelle nostre pazze iniziative. Una delle anime di queste pazze iniziative, assolutamente. Esatto. E poi appunto dicevamo manager, docenti, formatori, ecco, che parleranno sì di rugby, ma anche di rugby come metafora, insomma, di tutto quello che poi c'è fuori dal campo. Certo, noi parleremo di rugby, ma parlando di rugby parliamo
parliamo del filo, diciamo, che unisce chi fa il rugby e come mai chi fa rugby, a chi fa rugby poi rimane questa traccia all'interno di se stesso che non sparisce, che c'è, che si perpetua, perché la Tarvisio ha formato molti campioni, anzi scusate, No, ha usiamo pure il superlativo. ha formato molti campioni, però ancora di più ha formato moltissimi ragazzi, tantissimi giovani che hanno bene o male trovato dei riferimenti più o meno forti per il loro cammino di vita, che poi sia all'interno dello studio, nel lavoro, nella famiglia, poco importa, però hanno avuto dei riferimenti proprio imparando a giocare a rugby, ad affrontare le situazioni che poi volta per volta uno si trova a dover superare. Quindi anche questi sono dei piccoli traguardi che ognuno ha, che ognuno deve superare, e noi in Tarvisio cerchiamo di insegnare il superamento di questi traguardi, cioè raggiungere il traguardo superando anche gli ostacoli che si possono trovare normalmente nella vita di tutti i giorni. Certo, di questo si parlerà, e appunto non è retorica, questi valori del rugby, appunto del sostegno, per usare un altro dei sottotitoli che avete voluto mettere a questo evento, insomma il fatto che ci sono degli avversari ma non dei nemici, insomma, e poi la passione naturalmente. Infatti questa è una distinzione che, alla quale noi teniamo in assoluto, cioè quando sei in un campo di rugby tu non ti contrapponi a dei nemici, perché se è così è come uno si arma, va in battaglia e vita mia, morte tua, vita mia, quindi non è propriamente così, anzi si devono riconoscere gli avversari e si deve cercare di superare l'avversario, ma per superare l'avversario non vuol dire necessariamente passarci sopra ed ammazzarlo, perché comunque chi oggi può essere un tuo avversario, magari un domani è una persona che ti ritrovi a fianco. Questo è un po' il meccanismo che cerchiamo di portare, di trasmettere. Assolutamente. Ecco. E se magari questi concetti che noi così molto sinteticamente, in modo molto parziale, per le ragioni di tempo, di spazio che ci sono concesse, insomma abbiamo tentato di riassumere, vi sembrano magari un po' astratte, ecco, l'occasione invece di scoprirne la rilevanza è proprio per questo evento che noi ricordiamo, Traguardi, giovedì 17 ottobre 2019 alle 19 all'Auditorium di Santa Caterina, evento aperto a tutti, insomma ovviamente l'evento è aperto a tutti, ovviamente stante la capienza del luogo, quello è chiaro. Certo, lì qualche limite di sicurezza ce lo hanno dato, io spero anche di superarlo francamente, perché magari qualcuno riusciamo qualcuno si sofferma anche fuori, dove troverà anche un po' di ospitalità. L'ultima cosa, se mi viene concessa, è questa qua, che parleremo di rugby, parleremo di sport, parleremo di formazione, ma parleremo di formazione anche legata al mondo del lavoro, dell'imprenditoria. Con noi ci sarà Massimiliano Ruggero, che è un area manager di Banca Generali. Avremo il dottor Luca Panzavolta, che è amministratore delegato di CIA Conad di Forlì, che ricopre tutta l'area del Triveneto, tra l'altro. E sarà con noi anche Alberto Fedel, che è un carissimo amico trevigiano pure lui, che è stato, tra virgolette, era dall'altra parte perché giocava con la Benetton Rugby, e ben volentieri accetta di venire a parlare appunto di formazione, di queste cose, insieme con la Tarvisium. Per me è un grande segno, e sicuramente sapremo stimolare i presenti in un bel dibattito. Certo, come stile Tarvisium, insomma, lo diciamo a chi magari non abbia mai avuto modo di entrare in contatto, non sarà il solito dibattito, il solito convegno, insomma, andateci, veniteci per rendervene conto, se non ci credete, toccate con mano. Dovrebbe esserci anche l'avvocato Andrea De Checchi, lo ricordiamo, vice sindaco, insomma, in rappresentanza anche del comune di Treviso, dell'amministrazione comunale. Esatto, ricordo che questo evento lo facciamo con la collaborazione e l'organizzazione anche da parte del comune di Treviso, e oltre che avere il saluto del sindaco di Treviso all'inizio,
avremo insieme con noi l'avvocato Andrea De Checchi, che sicuramente saprà darci motivi e saprà anche lui parlare degli argomenti che andremo a proporre. Ecco, certo, questo era appunto quando dicevamo relatori, come dire, un po' fuori dai canoni, nel senso più positivo del termine. Guido Feletti, siamo ormai davvero in conclusione di questa nostra chiacchierata, però visto che siamo partiti da quella giornata di 50 anni fa al bar da Beppi a San Giuseppe con questo gruppo di ragazzotti, ecco, invece concludiamo arrivando all'oggi. Cos'è oggi la Tarvisium Rugby? Oggi la Tarvisium Rugby rispetto a 50 anni fa è naturalmente qualcosa di diverso, perché in 50 anni sono cambiati molto gli aspetti sociali di come eravamo e di dove siamo oggi, sono cambiati proprio come dire, dal punto di vista media siamo in un altro pianeta rispetto a 50 anni fa, devono cambiare necessariamente metodologie, devono cambiare anche necessariamente gli approcci. Tra l'altro è cambiato anche molto il rugby in Italia, perché siamo passati da uno spirito dilettantistico, amatoriale, invece ad uno sport che nell'alto livello diventa professionistico. Quindi sono cambiati un po' gli elementi o comunque i fini. Però nonostante questo cerchiamo di fare rugby e di insegnare rugby soprattutto a una fascia di ragazzi giovani. A noi non interessa la ricerca del talento o del campione. Noi semplicemente quando vengono i ragazzi a giocare a rugby vogliamo soddisfarli in due cose e sono due cose essenziali. Primo, insegnargli un gioco. Secondo, farli divertire. Poi il risultato è una terza componente, ma non importa. Se arriva bene, se no, insomma, nessuno si dispera. Per i risultati c'è tempo. No. Quanti ne avete di questi ragazzini oggi? Allora, attualmente il nostro settore mini rugby, che va dai 6 anni ai 12 anni, ha circa un 120 iscritti. Nel settore juniores una settantina e siamo altri 40 della squadra seniores. Ma grosso modo un po' il numero di tesserati complessivamente è intorno ai 280-300 persone, ma è anche il movimento invece che abbiamo attorno a queste squadre è ben nutrito, è ben più ampio, e appunto anche questo se ne potrà vedere un piccolo spaccato in questo appuntamento Traguardi, che vi ricordiamo ancora una volta. Chi vince i mondiali di rugby in corsa? Facile dire Nuova Zelanda, però dico Galles, perché forse ha qualche attinenza. Per un'attinenza di colore di maglia non poteva dire altrimenti. Anche il Galles può sorprendere. Assolutamente. Io ringrazio Guido Feletti, grazie a voi, consigliere rappresentante grazie agli ascoltatori della Rugby Tarvisium Rugby, per essere stato con noi, per averci presentato in anteprima Traguardi, il particolarissimo compleanno, la particolarissima festa di compleanno della Tarvisium Rugby e del suo mezzo secolo di storia. Allora, con l'augurio di altri 50 anni e più per questa gloriosa società trevigiana, ma assolutamente inserita nel presente, io ringrazio ancora Guido Feletti e ringrazio tutti voi per averci seguito in questo spazio di Veneto 1 con voi, e vi rinnovo l'invito ai prossimi appuntamenti sui 97.500 e sui nostri canali video. A risentirci e arrivederci, a presto. Veneto 1 con voi. Eventi in agenda.